Si chiama Gianfranco, ha 38 anni, viene da Trapani ed è in cerca della donna ideale dell'anima gemella. Ciao Gianfranco. Buonasera signor Alberto. Allora Gianfranco, innanzitutto chiamami Alberto, perché io sono Alberto per tutti, che trova l'anima gemella alle persone. Sì, purtroppo in base all'età, cioè non in base all'età, attenzione, mi vergogno a dire a una persona più grande di me, quindi non mi permetterei mai, soprattutto se è un amico di infanzia. Esatto. E quindi Va bene Gianfranco. Educazione. Allora ascolta, parliamo un po' di te. Innanzitutto descriviti. Che tipo sei, come ti giudicano gli amici? Allora, sono un ragazzo timido e un ragazzo soprattutto semplice. In particolare gli piace di fare lunghissime passeggiate, ci piacerebbe anche visitare dei musei ed eccetera, ma in particolare mi piacerebbe uscire Con la tua anima gemella. sì. Quindi il sogno della tua vita è trovare la donna ideale, giusto? Sì. Crearti una famiglia, fare figli, eccetera, eccetera. Sì. Va bene, parlaci un po' di te, tu lavori? Io sì, Che lavoro fai? un'impresa di pulizia. Hai un'impresa di pulizia qua a Trapani. Qui a Trapani Sei abbastanza avviato, giusto? sono abbastanza avviato e le persone, cioè, Ti conoscono. mi conoscono e mi vogliono bene ed eccetera. E sono una persona pulitissima. Esatto. L'importante è questo, ma si vede d'altronde. Per cui... Va bene, come passi il tempo nella giornata quando finisci il tuo lavoro? Il mio lavoro, mi alzo la mattina presto per andare a lavorare e poi alle 2:30, 3 in base agli orari me ne vado a mangiare. Esatto. Poi se capita qualche lavoro di pomeridiana, visto e considerato che Cioè fai uno straordinario, sì. magari per arrotondare lo stipendio. Sì. Mi sembra giusto, dai. Va bene, ascolta, noi abbiamo fatto circa 4 anni fa un'intervista con te, dove tu cercavi l'anima gemella. Sì. Poi l'anima gemella l'hai trovata, grazie alla mia trasmissione, giusto? Sì. Ti sei fatto fidanzato, hai creato una storia con questa persona con questa persona e ti sei lasciato. e mi sono lasciato. E come mai Gianfranco? Cioè non è andata bene la storia? No, purtroppo non è stata la mia anima gemella. In che Te ne sei accorto tardi? No, in che senso? Per me questa ragazza ero d'accordo, ma è stato tutto il merito del padre. Okay. Che Cioè la famiglia era contraria? In contraria, che ancora si usava l'epoca tinta. Esatto. Cioè erano arretrati Arretrate. riguardo la mentalità. Sì, per quanto riguarda la mentalità, esatto. Però adesso sei qui perché vuoi inoltrarti in una nuova storia. Sei pronto a ricominciare, ti senti pronto? Sì, L'importante è questo. mi sento prontissimo a trovare più velocemente Cioè, il tempo che ci vuole il tempo per mettere in onda questo e ricevere le telefonate. e ricevere le telefonate. Parliamo ora di questa anima gemella. Tu hai 38 anni, quindi questa donna da che età dovrebbe partire per andare a finire a un massimo? L'età che fa per me è da 25 a 35 anni, poi non importa se qualche anno in più o in meno, l'importante è che sia sincera. Certo. E soprattutto, Tu apprezzi la sincerità. sì, e soprattutto quando chiamate vi esprimete. Certo. Non voglio per esempio telefonate per così divertimento, perché Cioè odi essere preso in giro. sì, a parte questo mi piacerebbe conoscere la mia anima gemella e, Certo. e, 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 e,
Esatto. nella frazione di Trapani e provincia. Trapani e provincia, quindi non ne hai preferenza di città. No, no, no. È giusto? Quindi da dove chiamano, l'importante è che a te ti deve piacere all'impatto, subito. Sì. Cos'è che vai guardando la prima cosa quando incontri una donna? Il viso, la personalità. Perché poi il viso ed eccetera. Ti deve piacere. Sì. Va bene. L'età abbiamo detto dai 25 ai 35. Tu hai 38 anni, sei di Trapani originario. Sì. Sì. Ascoltami, sei motorizzato, la macchina ce l'hai, ti puoi spostare, come sei combinato? Sono motorizzato e sono predisposto a spostarmi. E la macchina ce l'hai? No, motorizzato. Motorizzato. Però prossimamente spunterà la macchina. Spunterà anche la macchina. La macchina, certo, perché col freddo giustamente ci vuole. Certo, certo. Va bene. Preferenze di aspetto fisico? Normale. Normale. Anche se ne viene qualcuno in carne te la prendi lo stesso? Ma basta che non supera i 250 kg. Ah, fino a 250 kg ci possiamo... Perché mi è successo. Che era 250 kg. E come hai fatto tu? Te la sei presa lo stesso? Un pochino. Un pochettino. Leggermente. Ma di più me lo sono presa da spavento. Da spavento. Cioè, di spavento in senso buono, perché poi le parole certo. si devono specificare. Da spavento che non me l'aspettavo così grossa. Certo, 250 kg. Tu quanto pesi? 62. 60-62. Quindi dai 60 kg ai 250 c'è una differenza? Vabbè, pazienza. Sì. Va bene, amiche telespettatrici, sto parlando io con donne, con ragazze che volessero conoscere il nostro Gianfranco, 38 anni di Trapani. Gianfranco è qui. Gianfranco è una brava persona, un uomo lavoratore, dico bene Gianfranco? Sì. Serio al 100% e sta cercando l'anima gemella, la donna ideale. Per tutte quelle di voi che lo volessero conoscere personalmente non possono fare altro che chiamare al suo numero di cellulare che state vedendo sotto nella descrizione del video. Gianfranco è qui e sta aspettando le vostre telefonate. Gianfranco, in questo momento ci sono queste telespettatrici, queste donne che stanno decidendo se chiamarti oppure no. Lancia un messaggio verso di loro guardando la telecamera, vai. Aspettavo sinceramente te per potermi sistemarmi dopo una vita, ma dopo una vita, e per adesso non ce la faccio più a stare così da solo ed eccetera, aspettando voi, come si dice sinceramente, aspettando voi che mi chiamasse. Perfetto, ha detto tutto, per cui amiche e telespettatrici chiamate Gianfranco, 38 anni di Trapani. Per i cuori solitari Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente Gianfranco e per l'amico Alberto. Ciao ciao, chiamate